Vi dico a tutti, pallacanestro. In tale Lega 2, la passata domenica, lo Sigma Barcellona fece una grandi prestazioni e vinci UPI 89 a 78 con la Fortitudo di Bologna, nobili decaduta di lo campionato. In tale divisioni nazionali A, lo capo d'Orlanno vinci con lo Matera. Pallacanestro. Mala giornata per i squadri siciliani. In tala Lega 2, lo Barcellona perdì in casa contro lo Scafati. In tala 1 femminili, l'Alcamo perdì a Faenza e Pulcomense Priolo non si giocò per i blocchi statali. Pallacanestro. In tala Lega 2, lo Barcellona vinciu contro Imola per 91 a 85, dopo 2 tempi supplementari. In tala classifica, i siciliani sono a 2 punti dei primi. In tala 1 femminili, domenica ci fu una vittoria per Priolo e una sconfitta per Alcamo, che resta ultima. Pallacanestro. Dalla Lega 2 la passata domenica lo Barcellona perdì in casa con lo Brindisi per 70 a 69 e si allontanò dalla prima posizione. Dalla 1 femminili l'Alcamo accanzò con lo Lucca la sua seconda vittoria di lo campionato. Priolo Umbertidi non si giocò. Pallacanestro. Lo passato fine di settimana si giocò a Torino la finale a 8 della Coppa Italia. Vinci per la quarta volta consecutiva lo Siena, che sconfiggì lo Cantù per 88 a 71 in tala finale. Lo meglio giocatore fu Anderson con 23 punti. In tala Lega 2, pure sta settimana lo Barcellona perdì per un punto solo, 63 a 62 lo punteggio a Reggio Emilia per i reggiani. In tala 1 femminili perderu Alcamo e Priolo, che arrisicano di scendere di categoria. Pallacanestro. In tala Lega 2 continua lo malo momento di lo Barcellona, che perdì in casa contro lo Verona per 96 a 98 allo tempo supplementari. In tala 1 femminili si giocò lo derby Alcamo-Priolo, vinceru per 59 a 57 gli alcamisi, che in tala classificazioni acchiapparono lo Cagliari a 6 punti. Pallacanestro. In tala 1 femminili perderu lo Priolo con la capolista Taranto e l'Alcamo a Pozzuoli. I 2 siciliani parino condannati ai play-out. Pallacanestro. In tala Lega 2 lo Barcellona perdì Arreri, che stavolta a Ostuni per 87 a 78. In tala 1 femminili l'Alcamo perdì in casa contro lo Cagliari, che ha subito in tala classificazione lo Priolo, sconfitto di lo Schio. Pallacanestro. In tala 2, domenica 18, lo Barcellona tornò a vincere, 87 a 76 lo punteggio contro lo Iesi. In tala classificazione, i siciliani sono quinti. Pallavolo. Sabato 24, mentre giocava una partita di B2 a Macerata, Scoponterra e Muriu, Vigor Bovolenta. Aveva 37 anni, in tala sua carriera, con la nazionale e le squadre di club, vinceva tutto, tranne le Olimpiadi. Aveva giocato per una stagione in Palermo. Pallacanestro. In tala Lega 2, lo Barcellona vinceva a Piacenza per 81 a 72 e si appresta ai play-off. Terminò la stagione regolari di la 1 femminili. I 2 siciliani perderu Arreri e hanno giocare i play-out. Alcamo contro Pozzuoli e Priolo contro Cagliari. Aveva scendere in tala 2 solo una squadra di 4. Pallacanestro. In tala Lega 2, lo Barcellona vinceva la terza partita in fila, 95 a 76, lo risultato contro lo Pistoia. I siciliani sono quinti e sono sicuri di giocare i play-off. Pallavolo. Dopo 6 anni, la squadra siciliana tornò in tala Serie A2 femminili. Sabato 14 aprile, l'MG Engineering Marsala, vincendo PCA 1 contro lo Filocciano, conquistò la storica promozione con l'anticipazione di 3 giornati. Pallacanestro. Dopo una settimana inquieta per un ritardo nello pagamento degli stipendi, domenica lo Barcellona perdì per 100 a 85 a Sant'Antimo contro l'ultima in tala classificazione. In tali play-out di la 1 femminili, la passata settimana lo Priolo vinceva contro lo Cagliari e si salvò, mentre l'Arcamo perdì con lo Pozzuoli e aveva giocare per lo salvamento contro i cagliaritani.
Pallavolo, nella finale unica di campionato, giocata allo Forum di Assagu, Macerata sconfiggì Centu con una grande rimonta, passando di lu 0-2 a Lucia a 2, per i marchigiani e lo secondo scudetto. Pallacanestro. Nella Lega 2, domenica, il Barcellona tornò a vincere, con un risultato di 71-82 a Veroli. A 2 giornate dalla conclusione della stagione regolare, i giallorossi sono sicuri di giocare i play-off. Mercoledì 25, l'Alcamo ottenne la salvezza nella 1 femminili, vincendo per 70-71 la gara 3 della finale a Cagliari. Pallacanestro. Domenica 6 si concludeva la stagione regolare della Lega 2. Lo Barcellona, perdendo all'ultimo secondo per 93-90 dallo Parquet di Bologna, si classificava quinto e aveva giocato ora lo primo turno delle playoff contro lo Piacenza. La prima delle partite si giocava al Palalberti di Barcellona, mercoledì 9, e lo Barcellona la vinceva con un chiaro risultato di 95-61. Passa lo turno la squadra che più prima arriva a vincere i 3 partiti. Pallacanestro. Lega 2. Lo Barcellona, dopo aver perduto domenica 13 la gara 3, lo mercoledì 16 vinceva la quarta partita, eliminando lo Piacenza PC a 1. Ora aveva giocare la semifinale contro lo Brindisi. Pallacanestro. Domenica 17 Lusiena vince in casa per 84-73 la quarta partita di finale contro Milano e conquistava il suo settimo scudetto, il sesto di fila. In Italia nulla vi ha riuscito a vincere tutti questi titoli consecutivi. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!